Sostenibilità. Oggigiorno l'attenzione dei consumatori circa gli effetti della produzione alimentare sull'ambiente naturale è in crescita e costituisce una sfida per i sistemi produttivi. Questa scommessa è particolarmente rilevante per le realtà produttive che operano in contesti limitanti come la filiera lattiero-casearia alpina, costituita da una variegata realtà di aziende medio-piccole che producono in un contesto ambientale meno adatto alle produzioni alimentari rispetto alla pianura. Per determinare l'impronta ambientale dei prodotti alimentari, un metodo sempre più diffuso è il Life Cycle Assessment. Questo metodo consente di calcolare quanto impattante sia un prodotto considerando il suo intero ciclo di vita o parti di esso, dalla produzione degli input usati per produrlo al suo uso e allo smaltimento. L'approccio proposto ha numerosi vantaggi. È adattabile a vari sistemi produttivi, è capace di valutare diversi tipi di impatto e dà un risultato semplice e comprensibile per tutti. Nel progetto Top Value, l'analisi di ciclo di vita è stata applicata alla filiera lattiero-casearia delle Alpi orientali con l'obiettivo di quantificare l'impatto di 1 chilo di prodotto lattiero-caseario. In ogni azienda abbiamo raccolto dati sulla produzione, sulla gestione degli animali e delle superfici produttive, sull'acquisto di input esterni, alimenti, materiali e risorse energetiche, così come per ogni caseificio. Con queste informazioni abbiamo creato un inventario del sistema produttivo utile al calcolo dei diversi impatti. A partire dall'inventario si sono calcolati gli indicatori di impatto. Le categorie di impatto utilizzate si riferiscono alle emissioni di gas ad effetto serra, alle emissioni di sostanze ad effetto acidificante ed eutrofizzante, all'uso di energia e all'uso di suolo agrario. Nel progetto sono state coinvolte 75 aziende di vacche da latte afferenti a 9 caseifici cooperativi di montagna. L'azienda media possiede circa 30 vacche e gestisce circa 33 ettari, principalmente a prato e pascolo. La produzione di latte è medio-bassa rispetto agli allevamenti di pianura, ma è destinata totalmente a produrre formaggi e altri prodotti di alta qualità. L'azienda è autosufficiente dal punto di vista alimentare grazie ai foraggi e pascoli del territorio. La tabella riporta i valori di impatto e uso delle risorse per le diverse categorie di impatto. Si tratta di dati in linea con quanto riportato in letteratura. I risultati alti per i prodotti trasformati sono legati alle diverse rese di produzione. L'analisi di ciclo di vita consente di individuare le fasi produttive che più contribuiscono a ogni categoria di impatto. Considerato che la produzione del latte nell'azienda zootecnica contribuisce per circa il 95% in media all'impatto complessivo del prodotto lattiero caseario, i grafici presentano i contributi legati a tale step produttivo nell'azienda zootecnica relativamente all'emissione di gas serra e di sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione delle acque. Circa l'emissione di gas ad effetto serra, il grande contributo è dato dalle fermentazioni ruminali degli animali, pari alla metà del valore totale, mentre la gestione dei reflui e la produzione di alimenti in azienda sono i principali contributori per quanto riguarda l'eutrofizzazione. Per i sistemi basati sull'uso di prati e pascoli, come quelli lattiero-caseari alpini, è interessante studiare quanto efficienti siano nel convertire l'energia presente negli alimenti somministrati agli animali in energia disponibile per l'uomo nel latte prodotto. Nel sistema considerato, per produrre 1 megajoule di energia lorda nel latte sono serviti circa 6 megajoule di energia alimentare.
Tenuto conto del fatto che foraggi ed erba al pascolo sono materie prime non direttamente utilizzabili da parte dell'uomo, un indicatore più significativo è il tasso di conversione dell'energia potenzialmente edibile da parte dell'uomo. Questo è un indicatore di quanta energia presente negli alimenti nella razione animali ed utilizzabile da parte dell'uomo venga convertita in energia disponibile nel latte. Il valore medio di conversione ottenuto è stato di 0,47 MJ di energia nella razione per produrre 1 MJ di energia disponibile nel latte. Da questo possiamo concludere che il sistema lattiero-caseario alpino dà un contributo positivo al bilancio animale, rendendo disponibile per l'uomo più energia alimentare di quanta ne consumi. Gli indicatori di impatto ambientale e gli indicatori di efficienza energetica possono essere utilizzati dalle aziende come strumenti da applicare nella gestione al fine di mitigare la propria impronta ambientale, intervenendo sulle fasi produttive maggiormente contribuenti all'impatto complessivo del sistema produttivo, oltre che come strumenti per la comunicazione verso l'esterno, attraverso iniziative a livello comunitario come le dichiarazioni ambientali di prodotto. Da questo progetto si osserva come i sistemi zootecnici montani tradizionali hanno un bilancio ambientale positivo in quanto sono in grado di produrre alimenti di alta qualità a partire da risorse non edibili, oltre a fornire un contributo fondamentale nella gestione del territorio e della biodiversità ad esso collegata.